E siamo ai motori, saranno 6 le nazioni rappresentate. Domenica 1 giugno a Gonars nell'appuntamento con il campionato Europa centrale di autocross. I dettagli con Marco Angileri. Domenica 1 giugno appuntamento con le 4 ruote in off-road con la velocità su terra autocross nella pista di Gonars. In scena il FIA Campionato Europa Centrale CEZ, il campionato italiano e quello austriaco. Una grande vetrina per appassionati e curiosi di vedere all'opera nella pista friulana alcuni tra i piloti più forti in Europa, capaci di regalare puro spettacolo con la guida tutta di traverso. Il tracciato di Gonars, lungo 1 chilometro, molto tecnico e spettacolare, con una splendida tribuna naturale ed un'ampia visibilità del tracciato da parte del pubblico, negli ultimi anni è divenuto uno dei punti di riferimento in Italia per ospitare importanti eventi di autocross, velocità su terra a carattere nazionale ed internazionale. Favoriti della vigilia tra i 50 driver presenti in terra friulana, i piloti della Repubblica Ceca, assoluti protagonisti in Europa. Per loro l'autocross in patria è sport nazionale. Tra gli italiani presenti a Gonars, il campione italiano Simone Firenze, che detiene il record del tracciato friulano con 39 secondi e 20. Le altre nazioni rappresentate, oltre all'Italia e Repubblica Ceca, saranno Ungheria, Slovenia, Slovacchia e Svizzera. Presenti anche i piloti austriaci che arriveranno a Gonars per battagliare, oltre che per il Central Europe Zone, campionato Europa centrale, anche per il loro campionato nazionale austriaco. Tante le tipologie di vetture presenti, suddivise in varie categorie. Le più performanti saranno le Super Buggy, prototipi monoposto da 450 cavalli, spinti da propulsori da 4000 cm3 a 4 ruote motrici. Presenti le Buggy, prototipi monoposto con motori da 1600 cm3, le Touring Autocross, vetture con cilindrate che sfiorano i 4000 cm3 ed i Kart Cross dal peso di poco superiore ai 300 kg, spinti da motori da 600 cm3. Il programma prevede sabato 31 maggio le verifiche tecniche e sportive durante la giornata e alla sera dalle 18 alle 19:30 le prove libere. Domenica 1 giugno un'intensa giornata di gare con le qualifiche dalle ore 9 della mattina ed il termine delle competizioni alle ore 18. L'appuntamento di Gonars è organizzato dall'Associazione Piloti Terra del presidente Massimiliano Pitassi, che negli ultimi anni sono riusciti a rilanciare uno sport che in passato nella nostra regione era molto popolare.